Oggi parleremo in questa nuova lezione di scrittura espressiva, un altro dei metodi che uso in Veneziano Therapy in questo processo di guarigione del dolore cronico. Ti dirò che cos'è la scrittura espressiva, come la puoi usare e come funziona dentro di te e il perché funziona, ok? Oggi appunto ho parlato, dal momento in cui sto facendo questo video, con una persona che aveva dolore alla schiena bassa, tra l'altro è un collega fisioterapista, e mi ha detto che aveva problematiche di tensione alla bassa schiena, aveva già provato varie soluzioni, ma niente è andata a buon fine. Ho introdotto, proprio questa terapia della scrittura espressiva come metodo per rilasciare le emozioni del nostro corpo, perché il nostro dolore è solo un sintomo. Quello che ci sta dietro è qualcosa di più, che solo tensione muscolare. C'è questa tensione muscolare, questa ha una radice emotiva, ha una radice nel sistema nervoso centrale, ha una radice anche sul nostro sistema limbico, che è una parte del nostro cervello, che amministra emozioni e memoria. Come funziona la scrittura espressiva e perché funziona? La scrittura espressiva ti aiuta a riconsiderare le narrazioni che ti stai raccontando dentro il tuo corpo. Ti aiuta in particolare a, processare delle emozioni, degli stati d'animo, delle memorie, in modo sano ed efficace. Quando parlo di emozioni parlo di rabbia, senso di colpa, di, ehm, tristezza, okay? Queste tensioni, questo senso di colpa, questa tristezza, questa ansia, questa paura, qualsiasi cosa, gira dentro il tuo corpo e crea un circolo di vizioso di tensione, paura. Quando dico paura parlo di ansia, okay, principalmente. Questo infatti è uno dei principali, metodi per abbassare l'ansia, perché noi l'abbiamo processata quest'ansia. Quindi non andiamo fuori a dire: "Okay, non la voglio avere, non voglio stare così", quindi ripudiando il sintomo. Noi dobbiamo lavorare col sintomo, quindi lavorare con l'ansia, lavorare con questa tensione muscolare, perché c'è sempre un motivo per cui essa è lì. La scrittura emotiva, quindi expressive writing, influenza il cervello in varie, modalità. Le principali modalità sono quelle di, andare a stimolare parti del nostro cervello che sono, ehm che vanno a amministrare la memoria, okay, questa memoria ha all'interno avvenimenti che sono successi nel passato o nel presente, o che potrebbero succedere nel futuro, che vanno a attivare in successione anche un'altro parte del nostro cervello, che è l'amigdala. L'amigdala è una parte del nostro cervello che amministra l'ansia, praticamente, che va a dare questi impulsi nel corpo, okay, questi impulsi attraverso neurotrasmettitori che vanno ad aumentare quindi il battito cardiaco, la tensione muscolare, okay, e perché questa amigdala, che si trova nel centro del nostro cervello, va ad attivarsi? Per paura, per qualcosa che, prevediamo che potrebbe succedere, okay? Ecco che i livelli di ansia, l'ansia in realtà non è altro che sinonimo di paura. Quando siamo stressati andiamo a anche solo col cervello, col nostro intento, col nostro pensiero, andiamo a, influenzare il nostro corpo. Cosa facciamo con la scrittura espressiva quindi? La scrittura espressiva è un metodo molto sano, dove andiamo a scrivere per 20, 30 minuti tutto quello che ci passa per la testa, in modo aperto, senza sconti, senza farci sconti, okay, quando dico senza farci sconti vuol dire noi andiamo a scrivere tutto quello che vogliamo, perché possiamo lamentarci, possiamo essere
arrabbiati con una persona, possiamo essere arrabbiati con noi stessi, ma se dovessimo dire queste cose a un amico, a un parente, a un genitore, anche a uno psicologo, quanti sconti ci faremmo? Perché poi diremo: ma non è la fine del mondo, ma alla fine forse sono io che son fatto così, quella persona non voleva, approcciarsi così attraverso quello che ho detto, a causa di quello che ho detto. Oppure sono veramente arrabbiato col mio capo, o sono, in ansia per il nuovo lavoro che sta arrivando, o sono arrabbiato su una cosa che è successa nel passato, che non l'accetto, la perdita di un caro, qualsiasi cosa. Ecco che faremo, tu dirai: "Ma di che cosa devo parlare?" Okay, ecco, quando noi scriviamo, la scrittura espressiva, quindi facciamo questo metodo, quando scriviamo attraverso questo metodo che l'ho imparato attraverso, la mia mentore Nicole Sachs, psicoterapista, ehm, che semplicemente aiutava persone che avevano queste problematiche di dolore cronico a star bene. La scrittura espressiva e la mindfulness, la meditazione era tutto quello che faceva lei. Ovviamente c'era anche della parte un po' più, personalizzata, quindi il parlare col paziente, il capirti, il fatto di chiederti certe cose, non solo dire: "Okay, questo è il sintomo, cosa hai fatto di sbagliato?" Come si fa molte volte, in cliniche, dove mente e corpo sono totalmente divisi. Nella scrittura espressiva quindi si fanno 3 liste. È un processo di 3 parti. La prima parte è quella di prenderti 20, 30 minuti per te. Metti un timer, lo metti sul tuo telefono, giri il telefono così non vedi il timer che va avanti, che ti dà ancora più ansia. La prima lista, fai una lista, prendi un foglio A4, carta e penna, scrivi una lista delle keywords, okay, parole piccole, sullo stress del passato, su quello che ti ha stressato nel passato, nella tua infanzia. Okay, passato e infanzia può essere principalmente dai 0 ai 17 anni, okay, ma anche qualcosa che è stato dopo i 17 anni, però nel passato, degli eventi accaduti nel passato che ti hanno causato particolare stress. Esempio, può essere un abuso fisico, psicologico, un trasloco di casa, di scuola, bullismo, atti di bullismo. Essere testimone di abusi verbali o fisici, avere una condizione medica particolare, problemi coniugali, malattie mentali in famiglia, lutti, queste cose, okay? Scrivi semplicemente queste keywords, per adesso tienile là e andiamo poi a seconda lista. La seconda lista è quella di stress del presente, quindi faremo la stessa cosa di quello che abbiamo fatto prima, scrivere delle keywords su questa lista, metti almeno 10 punti, okay, per ogni lista. Son sicuro che hai dello stress del presente che ti prende 10 punti. Cosa vuol dire 10 punti? Okay, stress al lavoro, stress col mio boss, stress con la mia fidanzata o col mio compagno, stress con mio figlio, stress con i miei genitori, qualsiasi cosa, okay, scrivi questi 10 punti con delle keyword. Lista 3, tratti della personalità. L'ultima lista, parliamo proprio di te. Parliamo della tua parte, di come tu processi le emozioni, di come sei fatto tu oggi, magari grazie agli avvenimenti che son successi nel passato, okay, molto probabilmente noi siamo il frutto del nostro passato e presente. Quindi possiamo parlare in questi casi di, pessimismo, di bassa autostima, di difficoltà a provare a esprimere emozioni, di ipervigilanza, di ansia, di dover piacere alle persone, di avere sempre un bisogno che gli altri ti vadano a apprezzare e ti approvino, okay? In inglese si chiama anche people pleasing, quindi io voglio far piacere, voglio essere devo far piacere alle persone. È difficile per me dire di no a una cosa. Scrivi semplicemente una keyword, 2 keyword che vanno a esprimere, vanno a sintetizzare questo tratto di personalità, okay?
Gli elenchi devono essere molto lunghi, non molto lunghi e dettagliati, ok? Non dobbiamo fare la scrittura espressiva su queste liste in questo momento. Questo era semplicemente il primo passo di introduzioni, perché se non abbiamo un qualcosa con cui scrivere, è difficile che poi iniziamo la scrittura espressiva, perché non sappiamo dove iniziare, di che cosa parlare. Quindi poi il passo successivo è appunto quella della scrittura espressiva. Quando hai 20 minuti lì settati, pronti a partire, ecco che schiacciamo start e a quel punto diciamo la verità senza paura di andare in profondità, okay? Scriviamo la verità cruda e non filtrata su come tu ti senti, okay? Non su come gli altri vogliono che tu sia, ma come tu ti senti in quel momento. Lascia andare tutto, sfogati e immagina di vomitare queste parole sul foglio. Qualsiasi parola, senza badare a punteggiatura, senza badare a come l'ho scritta, non si capisce niente, non ho capito neanche io forse di quello che sto scrivendo. Va bene lo stesso. Scrivi, scrivi, scrivi per 20 minuti senza fermarti. Se ti fermi è normale, ma cerca di riprendere immediatamente, perché cosa succede? Quando noi riprendiamo immediatamente, diamo al nostro inconscio la modalità di esprimersi in modo libero, senza pensare. Quando noi pensiamo, ecco che arriva il conscio. È vero che dobbiamo scrivere in modo conscio, però in questo modo stiamo cercando di esprimere il più possibile, okay, senza mettere filtri. Cerca di permettere ai tuoi sentimenti di crescere e senti questo sentimento dentro, questa rabbia, qualsiasi cosa sia che arriva dalla tua pancia o dal tuo corpo. La tensione potrebbe addirittura aumentare, ti potrebbero anche uscire delle lacrime per quello che scrivi e va bene lo stesso, anzi vogliamo proprio quello. Qualsiasi cosa arriva, connettiti con quella emozione, perché quell'emozione era lì dentro il tuo corpo e stava cercando di uscire, non poteva uscire attraverso la nostra vita normale. Perché è difficile per noi dire a un amico, a un qualsiasi persona i nostri problemi, non perché non è facile, non è bello per secondo noi che la gente sente i nostri problemi. Ecco che lì hai il tuo migliore amico in quel foglio, okay? E scriverai quello che anche non hai detto al tuo migliore amico, che non hai detto probabilmente a nessuno, okay? Scrivilo perché è di beneficio per il tuo corpo. La chiave qui è rimanere concentrati sulla tua risposta emotiva, su come ti senti in quel momento che scrivi, okay? Il tono di voce della scrittura espressiva deve essere un tono di voce dritto all'obiettivo, okay? Se tu, ehm faccio un esempio che avevo scritto anche nel mio articolo. Invece di scrivere: "Amico, i miei figli mi fanno davvero arrabbiare, sono sempre stanca e mio marito lavora sempre e trovo davvero difficile farcela." Ecco, questo sembra una roba diretta, sembra una frase molto diretta, ma ci facciamo degli sconti, perché forse non siamo arrivati al vero fulcro della situazione. Quindi scrivi qualcosa del genere: "Odio fottutamente essere un genitore e a volte odio i miei figli." Quando io dico questa cosa non vuol dire che tu odi i tuoi figli, per carità, che lo dici veramente, perché veramente li odi, ma in quel momento tu vorresti magari non averli. Per dire. E ti passa per la testa questa cosa che ripudi e reprimi, reprimi, reprimi. Ora ho fatto l'esempio dei figli, okay, ho fatto l'esempio di odiare di essere un genitore. Ovviamente tu non odierai di essere un genitore e non odi i tuoi figli in modo inconscio. In modo conscio, scusami, ma in modo inconscio a volte noi lo pensiamo e non lo facciamo, perché non ci sembra giusto, "Cosa stai dicendo? Ma chi sono io per dire questo?" Tutte queste narrazioni del nostro cervello che entrano dentro un sistema di circolo vizioso di tensione, ansia, e non facciamo uscire veramente queste cose, perché è giusto che non le diciamo, son cose brutte, ma scriviamole sul foglio, scriviamo sul foglio. Puoi scrivere anche sul computer, con un Word, qualsiasi cosa. Basta che prendi quel documento, quel foglio e alla fine lo prendi, lo strappi, lo bruci, lo butti e hai svuotato il tuo serbatoio emotivo.
Oggi l'abbiamo svuotato, domani l'abbiamo svuotato, dopodomani l'abbiamo svuotato. A quel punto arriveremo a un modo in cui non abbiamo più niente da processare e il sistema interno nostro, il sistema nervoso, non ha più niente da reprimere, quindi si rilasserà, sarà in pace con se stesso, la tensione sarà diminuita. Ora, quanto ci metteremo per eliminare questa tensione? Non lo sappiamo. Ogni persona, ci potrebbe mettere 1 giorno, 20 giorni o 30 giorni, okay? Alla fine, quando tu avrai finito la sessione di, scrittura espressiva, in base appunto a questi 20 minuti al giorno, almeno, okay, hai preso questi punti della lista, ne hai scelto uno e scriverai di quello. È vero poi che succederà che dopo magari 5 minuti non hai più niente da dire su quel punto, va bene, vai su un altro punto di quelle altre liste. Scegli tu un punto, non è importante su che lista scegli, non è importante su che punto scegli di quella lista. Basta che vai avanti. Abbiamo fatto vacillare, abbiamo fatto crescere queste nostre emozioni, qualsiasi esse siano, e a quel punto dobbiamo calmare il nostro sistema nervoso nuovamente perché è andato sopraggiri. Puoi metterti una meditazione, puoi metterti una mindfulness, un somatic tracking che magari troverai in questo programma, puoi mettere un tapping meditation che troverai in questo programma, o semplicemente sdraiati, respira in modo profondo, prenditi un momento di pausa di 2 minuti, senti qualche, canzone rilassante e poi rinizia la tua vita come, dovevi fare, okay? Quindi risciacqua il tuo corpo e la tua mente ripetendo questo processo, idealmente ogni giorno, va bene? Ogni giorno. Non è un qualcosa che fai oggi, per 1 settimana non lo fai, perché la nostra mente deve essere allenata come un muscolo. Dobbiamo imparare a esprimere a comando, okay? A comando. La nostra mente è un muscolo, ricordatelo. Va bene, per questo è tutto. Spero che ti sia piaciuto e ti sia stato utile questo video e ci vedremo nelle prossime puntate. Mi raccomando, pratica perché l'educazione senza azione non ha senso, non ha valore, va bene? Alla prossima, ciao.